Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici, benvenuti anche stasera alla serata in fascia protetta dalle 21:30 in avanti con Marietto e Ildegarda, o meglio nel canale di Ildegarda con la partecipazione gratuita del Marietto veneziano. Sì, sono come una onlus. Via. Iniziamo bene a metterci in contatto con i nostri amici, che non c'è ancora nessuno. Ma sai, magari non è aggiornato. Comunque noi siamo qui, siamo all'appuntamento del venerdì. Per questa settimana comunque gli appuntamenti si concludono qui, perché domani il Marietto veneziano sarà in viaggio, non sarà in grado dunque di sostenere la diretta dal suo canale YouTube, ma torneremo Però lunedì. una live alla mattina possiamo Certo, farla ai domani nostri amici, mattina perché abbiamo avuto sicuramente. molti PVT che ci hanno sostenuto, ci hanno detto continuate a fare queste live, e noi non possiamo esimerci perché siamo dei Certo. missionari in questo nostro lavoro. Allora, abbiamo già alcuni amici. Ciao Cira. Ciao Kiwi, grazie. Ciao Antonio, ciao Speedy. Il 66. Anche Elisa. Ciao Elisa. Elisa, Sì. Oh, ma Elisa mi sembra di conoscere, infatti Chissà. sembriamo un nome, poi anche il cognome, alleluia, Lo conosci, benissimo. Sì, abbiamo già 13 amici in linea. Ciao Gianfranco. Ciao Gianfranco. Bene, bene. Allora, mi raccomando, in ordine di arrivo noi rispondiamo. La domanda deve contenere i dati fondamentali per le scie energetiche, dunque il vostro nome, la vostra data di nascita, il nome e la data di nascita eventualmente della persona o delle persone. Perché vi ricordiamo, siamo come si dice? Non scia energetica, in scia protetta. In fascia? In fascia protetta. In fascia. Quindi ci siamo spostati dalle 8:30 alle 9:30 proprio per dare la possibilità a più persone di fare delle domande piccanti. Ma veramente no. Sto scherzando, amici, tanto per sdrammatizzare un po'. Certo, io volevo movimentare il canale. Tra un po' mi farà fare le dirette in costume. Scherzo. No, queste grosse, da arresti domiciliari. No, non siamo di questo genere. Via, allora, niente scollature. Ciao Elisa, comunque. Ciao Antonietta. Allora, dunque, ciao Anna. Ciao detto questo, noi risponderemo a domande ovviamente a carattere sì no, meglio, sì, perché il Marietto veneziano col pendolino può darvi una risposta netta, e poi l'approfondimento con le sibille. Dunque, ma ascolta un attimino la Rita. Non ho domande. No, non ha domande, però continua a leggere. Grazie Rita. Grazie. Dice che ci ascolta con piacere perché siamo, vabbè. L'ha detto lei. È una buon gusto. Grazie Rita. Ci fa sempre piacere dei commenti positivi. Certo, assolutamente. Soprattutto se li fate al Marietto. Ecco. Modesto. Il destino è sempre in agguato. Esatto. Allora vediamo un po' le domande, perché dobbiamo partire. Cominciamo perché qui incalzano. No? Vediamo. Poche ciance. Via. Allora, Cira. Allora, vorrei sapere se ci sarà il ritorno di Sabatino. Lui è in un matrimonio senza amore da parte di entrambi. Ok. 23 marzo 65 e Cira 28 dicembre 75. Dunque, vediamo. Proviamo subito se questo comeback, questo ritorno, diciamo, di Sabatino. No. Iside, fa il tuo lavoro. Mi sa che Sabatino tornerà. Sì. Tu come la vedi? Direi che è un sì. Direi che è un sì pieno. No, lascialo così, che adesso allora vediamo un po' più sì. indietro. Sì, un po' più indietro, perché così esatto, faccio la stesa con lo spazio. Allora vediamo dunque Sabatino se torna da Cira. Comunque era un bel corposo, non si corposo. Sì, non ha mai avuto un tentennamento. Anche questa carta che è caduta adesso, allegria, dunque direi che abbiamo dei segnali positivi. È malinconico anche il Sabatino. Allora, mi conosce benissimo, avevo dimenticato la penna e subito me l'ha recuperata. Bene, allora, cara Cira, effettivamente
La vostra unione è un'unione favorevole, c'è tanta buona volontà, anche se probabilmente in passato ci sono stati dei sensi di colpa o comunque dei momenti in cui la solitudine si è sentita maggiormente e anche momenti in cui appunto c'erano dei tentennamenti, dei ripensamenti, delle cose non chiare. Fermo restando che un interesse sentito c'è, ok? Dunque, al presente ti vedo in attesa, vedo che stai aspettando il ritorno della persona del cuore, del resto percepisci come la possibilità che qualcosa cambi in una modalità nuova e dunque lo aspetti, ma devo dire che nel prossimo periodo potrebbe non affacciarsi di nuovo subito, proprio perché lo vedo parecchio giù, sarà molto provato quest'uomo. Probabilmente da una parte pensa di aver fatto una scelta di qualche tipo, magari mosso nei confronti della moglie che compare più come un'amica, come una specie di presenza familiare con cui però hanno delle questioni in sospeso da risolvere. Certo non è al top della forma mentale, diciamo così, non sta bene, non starà bene nel prossimo periodo e questo lo spingerà comunque a rifarsi sentire. Dunque, secondo me, nell'arco di un mesetto, entro un mesetto, dovrebbe già dare dei cenni che ti daranno comunque una conferma dunque l'esito è positivo, abbiamo successo amoroso. È giusto però osservare che ci sono comunque degli ostacoli molto forti, anche se dici che il matrimonio è senza amore, però comunque lo spinge purtroppo ad avere un grandissimo senso di responsabilità. Ad ogni modo vedi che comunque c'è la riunione, dunque ci sarà questo ritorno del sabatino. Vediamo le prossime domande. Vediamo al prossimo. Beatrice. Conoscerò una persona valida per costruire qualcosa di serio? 25 luglio 85, grazie. Vediamo un po', Beatrice. Non c'è una persona valida. Facciamo fare visite. Sì, Beatrice. Sì, penso proprio, Beatrice, che positiva la cosa. Positiva, sicuramente conoscerai qualcuno di... Vediamo anche le sibille. Cosa ci dicono per te per il prossimo periodo, Beatrice? Stai per ricevere una bella notizia, o forse la notizia di un momento di festa, magari il compleanno di qualcuno viene festeggiato. Allora, vedo che comunque di recente hai chiuso, probabilmente tu, con una tua decisione, una relazione che era emozionante, ma come se non prendesse mai una piega profonda e dunque a un certo punto ti dava più senso di solitudine che altro. In questo momento c'è una parte di te che aspetta probabilmente qualcuno in particolare. Non è detto che tu sia completamente disinteressata o aperta a chiunque. Probabilmente dentro di te è rimasta un desiderio mirato, no? O comunque un termine di paragone rispetto a quello che desideri vedere comparire nella tua vita, però da un'altra parte c'è come della sfiducia o senti che comunque ci sono degli ostacoli, c'è una forma di incertezza per il tuo futuro, cominci a chiederti se mai questa cosa avverrà, questa cosa magari ti pesa anche un po'. In effetti senti che è giunto un po' il tempo di formare una famiglia, di sistemarti,
questa spinta sarà ancora maggiore nel prossimo periodo. Guarda, ti rispondo di sì, non ci vorrà nemmeno molto secondo me, perché abbiamo qua l'amante, omaggio di preziosi, dunque qualcuno si farà avanti anche in modo piuttosto audace, magari ti farà anche qualche piccolo regalo per sottolineare la sua buona volontà e le sue intenzioni, ma anche il suo interessamento. Effettivamente questa è una carta di riuscita, dunque mi sembra anche un buon segno, il segno che qualcosa andrà nella direzione giusta. Sai, potrebbe nascere qualcosa così, probabilmente o questa persona potrebbe avere già un legame, magari è sul finire di una relazione, oppure sono quelle persone che stanno insieme da anni con una persona che non amano più, dunque potrebbe nascere appunto una relazione inizialmente clandestina che magari un pochettino ti dispiacerà o ti creerà qualche senso di colpa, qualche abbattimento, però ti vedo comunque ben disposta nei confronti di questa persona. Comunque, per ora è sì, probabilmente avrà qualche piccolo ostacolo nella realizzazione. Andiamo alla prossima domanda. Quindi, allora, Beatrice abbiamo risposto. Ciao Tiziana, ciao carissima. Sei andato troppo giù. Sono andato troppo giù. No, troppo su. Troppo su. Ok. Ecco, perché sai, fai così, perché è tutto al contrario. Sì, esatto, Macintosh è un mondo... Lavora al contrario, sì. Elisa, sempre Elisa. Allora, Antonietta, buonasera. Anna, mi contatterà Domenico, 19 marzo 66, Anna è 19 maggio 66. Benissimo. 2 mesi. Esatto. 19 maggio ci piace, vero? Sì, è una bella data. Buona, aspettate. Devi fare il tuo lavoro. Allora. Anna. Beh, guarda, a vederla così ci metterà tantissimo. È decoccio. Ci metterà tantissimo. Però alla fine vediamo se rientra nel radar delle sibille, vuol dire che comunque entro un 3-6 mesi dovrebbe muoversi. Sì, però è decoccio, però abbiamo visto che caspita, ci vuole un po'. Ti contatta di sicuro, però devi avere una pazienza salomonica. Sì. Beh, comunque si può far vedere tutte le nostre live nel frattempo. Certo, la intratteniamo noi. Ti teniamo noi compagnia. Vediamo. Allora, mi rileggo i nomi, Anna e Domenico. Beh, il taglio è veramente ottimista. Ottimista? Sì, sì. Insomma. Allora, diciamo che il pensiero, l'intenzione, l'interesse ci sono e non sono neanche pochi, però ha un atteggiamento distaccato e sulle sue. In questo momento non sembra tanto intenzionato, sebbene un'attrazione nei tuoi confronti ci sia, non è come dire impermeabile, ok? Dunque qualcosa c'è. Partiamo comunque velocemente dal passato. Dunque è una conoscenza o comunque una persona che ha un carattere che ti affascina molto e che probabilmente però vedi che la presenza del ladro è possibile che questo Domenico o sia già in una relazione o che comunque non è completamente libero. Forse anche questo è uno dei freni. L'interesse comunque è confermato, è già qualcosa che parte dal passato, ma vedi, anche questa è una carta di competizione, dunque mi sento di dire, anche se non lo hai specificato, che è possibile che lui abbia già un legame in corso o che comunque ci sia già una persona
se non è presente, nel senso accanto a lui fisicamente, comunque è molto influenzato da un qualcosa che ancora lo fa guardare indietro, no? Vediamo comunque, come ti ho detto, l'interesse c'è, anche se lo camuffa, lo tiene a distanza, però è un qualcosa che lo ha sorpreso. Ora, nel prossimo periodo, secondo me, farà qualche passo, magari non sarà evidentissimo, oppure non ti contatterà in modo diretto, probabilmente lo incontrerai. Non vedo comunicazioni, vedo proprio un incontro, come se fosse un momento di spensieratezza, o sarà un'occasione dove per qualche ragione vi troverete, non so se è nelle tue zone, ma non vedo scambi, ecco, non credo che sia una persona che conosci virtualmente, credo che sia proprio una persona che hai avuto modo di incontrare veramente nella vita reale, perché non ci sono carte di messaggio, dunque, anzi, piuttosto sembra proprio che tu nel prossimo periodo possa incontrarlo, magari per caso, così in un momento spensierato. Ci sarà un po' o una notizia di un qualcosa o un cambiamento di rotta, probabilmente un qualcosa di abbastanza forte che darà comunque una forma di dispiacere. Dunque, secondo me, ecco, la carta è qua, vedi, c'è morte, denaro, dispiacere, dunque o questa persona ha delle preoccupazioni di natura materiale e dunque non se la sente nemmeno di farsi avanti, magari perché ha delle problematiche in corso che vuole risolvere. Ad ogni modo, come esito qui abbiamo leggerezza, nemico, militare, nemica. Sai, ci sono un po' di ostacoli e dunque nell'arco di 3-6 mesi non riesco a vedere questa cosa, cioè non un contatto volontario, vedo piuttosto che avrà un bel po' da combattere questa persona per altre questioni e probabilmente presumo che siano questioni o di natura economica o comunque collegate a un legame che è solido ma che comunque sta concludendosi. Sì. E comunque andrà a concludersi, oppure è proprio un cambiamento di natura economica in negativo che lo deconcentra. Bene, andiamo avanti. Allora. Rosa. Rosa. Ciao cari, attendo chiamata a lavoro, esito positivo? 15 luglio 73. Vediamo un po', Rosa. Vediamo Rosa, se avrà una chiamata di lavoro. Cioè l'attende? Sì, se la probabilmente avrà fatto un colloquio se attende l'esito positivo, dunque attende che le confermino e la chiami. Io penso che non sarà tanto positivo. Magari non è questo il lavoro. Vediamo cosa dicono le sibille per Rosa. Cioè, per magari poi sbaglia il pendolino, ti chiamano, però non è quello il lavoro. Magari non quello per cui sta aspettando. Esatto, sì. Cioè, non bisogna essere negativi. No, e comunque non sono risposte assolute, sono risposte in base alla domanda che ponete. Dunque, certo. noi stiamo guardando quello. Ciò non significa che non possano arrivare le cose da altre fonti. Esatto, questo è importante. Dunque, vediamo, intanto le sibille non fanno una chiacchiera, dunque racconteranno qualcosina. Vediamo un po'. Per Rosa. Sei preoccupata. Sì, preoccupata sì. Vedi. Mamma mia. Allora, ascolta Rosa, da quello che vedo nelle carte effettivamente vedi che c'è stata una comunicazione proprio nell'ambito lavorativo, dunque o hai mandato un curriculum oppure ti hanno mandato a chiamare perché vedi che c'è appunto lettera e mercante, dunque siamo nel contesto del lavoro. Prima ancora c'è da dire che
hai sicuramente affrontato qualche situazione un po' complessa, un po' forte, probabilmente c'erano delle incomprensioni che duravano da un po' nel posto di lavoro dove eri e dunque è possibile che tu desiderassi proprio o cambiare lavoro, non ci sono carte cambiamento in realtà, però è chiaro che la tua attenzione si spostava sulla possibilità di collaborare, di fare, di darti da fare, magari anche in un lavoro piuttosto più umile, però quantomeno più sicuro. E dunque c'è stato, comunque c'è effettivamente qualcosa nell'ambito lavorativo nel passato recente. C'è stato un incontro attualissimo, proprio questa è la linea del presente, dove sembrava, o comunque vedo che tu eri parecchio entusiasta, disponibile e forse anche dall'altro lato hai ricevuto l'impressione di un'apertura, di un interesse, però vedi che nemico e vedovo, mi sembra un po' difficile che proprio questo colloquio che hai fatto recentissimamente ti porti qualche frutto. Probabilmente verranno fuori delle difficoltà o degli ostacoli che non si vedevano subito. Mi sembra comunque una risposta negativa, però attenzione, nel prossimo periodo vedo un ulteriore colloquio di lavoro. Un colloquio di lavoro forse o con persona lontana, nel senso che proviene da un luogo lontano rispetto al tuo luogo dove abiti o dove vivi, cioè insomma da cui arrivi, oppure sarà un lavoro che avrà a che fare con l'estero, con gli stranieri magari. Dunque vedo questo colloquio, un colloquio probabilmente che avrà un che di rigoroso, di freddo, o comunque che chiederà appunto di essere valutato molto bene, ponderato molto bene. Nonostante qualche ostacolo iniziale, in realtà poi vedo la conferma. Dunque, non ritengo che sia questo il lavoro, quello per cui stai aspettando una risposta, ma farai un altro colloquio. Ti vedo fare questo cambiamento e questo reindirizzo, diciamo, nell'arco del prossimo mese, mese e mezzo, massimo 2 mesi. Dunque, devo concludere con l'esito. Abbiamo casa, sospiri, deliranti e bambino. Dunque probabilmente tu sei anche preoccupata per delle spese che devi sostenere a casa e dunque senti che magari c'è questa preoccupazione, questo non sapere bene come andranno le cose che ti procura ovviamente anche della contrarietà, oltre che la sensazione che le cose non si vadano a concludere, che ci sia sempre del ritardo, un senso come se la conclusione si allontanasse sempre, però abbiamo anche un nuovo inizio, un inizio magari delicato, visto anche la situazione della carta precedente, però comunque è un'apertura verso una possibilità. Comunque, essendo l'esito legato alla tua domanda, non credo, vedi che questa cosa si allontana, dunque non credo che sia quel lavoro lì, ma un altro che arriverà. Io la vedo più o meno così. Allora andiamo avanti. Andiamo avanti e abbiamo Mary. Ciao, volevo Ciao, sapere per mio figlio. Leggiamo Leggiamo bene. Andrea del 6 aprile 88 ha fatto un colloquio per una banca. Avrà una risposta? Grazie. Allora, una risposta sì o no? Vabbè, vediamo se sarà un sì o un no. Sì. Diciamo noi, va? Perché la risposta magari l'avrà e non... Esatto. Vediamo un po' se Andrea, esito positivo. Sì, Andrea, aspetta che 88, rileggiamo. 6 aprile 88. 6 aprile 88, Andrea. Che tipo di risposta avrà?
Stasera Niente, stasera è stasera Iside col lavoro. col lavoro ce l'ha al dente avvelenato. Sì, si Non vede ci che vuole dare è il soddisfazione. venerdì è il giorno dell'amore. Si vede Ecco, che... quando parliamo di amore, Iside Ma, va sul sito. Il ma, venerdì è un non lo giorno, so. Iside è proprio Sì. dentro. Anche Senti, se a mentre tu proposito fai il di... sedile, io vado a fare una mente con acqua, lo vuoi? Bravo, sì. Comunque, Mm. a proposito di giorni Sì. settimanali e del loro influsso legato ai dominatori planetari, è vero che Venere si occupa di amore, ma Venere porta anche fortuna sul lavoro, delle occasioni. Dunque, forza, Venere, E poi la aiutaci. Iside che non è sincronizzata con me. Iside, Prova te, stasera. vediamo un po' le Vediamo sfide un per po' cosa Andrea, dicono. se magari altri direttori di lavoro. Insomma. Beh, vediamo un pochettino. Magari l'esito per questo non sarà favorevole, ma arriverà qualcos'altro. Vediamo. Eccoci qua. Allora, beh, diciamo che la prima linea è un disastro. Non so cosa gli sia successo nel passato recente, ma effettivamente ci sono state non poche difficoltà e forse anche qualche cosa collegato a qualche problema di natura legale e burocratica, o comunque una chiusura nel lavoro precedente di certo non favorevole, qualcosa che lo ha veramente rattristato, o comunque un qualcosa di forte del suo passato influisce direttamente su questa domanda legata al lavoro. Comunque tra gelosia, morte, dispiacere, sacerdote ammalato, insomma, o ha avuto proprio un'esperienza lavorativa molto negativa, oppure ha vissuto grosse preoccupazioni di natura economica e anche, non so se in che misura burocratica barra legale. Dunque, viene già da una bella salita, arriva Andrea. Adesso abbiamo al presente delle opportunità effettivamente, anche viene menzionato questo colloquio, scusate mi è caduta una carta, viene menzionato questo colloquio effettivamente, un colloquio che in apparenza avrà un esito si direbbe positivo, fortuna, gran signore, cioè le carte parlano di un momento favorevole che si apre davanti a lui, anche se l'esito legato a questa domanda che hai posto, probabilmente legato proprio alla banca, è un esito negativo, perché sebbene probabilmente viene chiamato per un secondo colloquio, in realtà poi è un no, vedi che c'è questa carta a chiudere, dunque probabilmente la cosa a un certo punto si ferma, però comunque io non lo vedo messo male, magari è questo lavoro che non va in porto o che verranno fuori degli ostacoli, delle cose del genere, però vedi che nei prossimi mesi tuo figlio non starà male, vedo delle cose positive, è partito con una prima linea che Da amici, urlo, cavoli, sì. pesantissima, ma tutto quello che verrà da qua in avanti sarà favorevole, adesso al di là di questo esito. Sì. Sembra che cambi vento, insomma. Sì. Allora, proseguiamo con la prossima domanda. Sì, vediamo. Allora, Antonietta, 10 gennaio 64. Ma la domanda dov'è, Antonietta? No, Antonietta, ma va siamo in fascia protetta, però scusa. Antonietta Gianni, e la domanda la inventiamo noi. La domanda, falla tu, controlla se c'è sotto, magari l'ha scritta. Poi Antonietta, il cognome... Non si sa. No, ma Antonietta,
Allora, noi abbiamo bisogno della domanda, probabilmente domanda. è nuova, sì. Mi raccomando, quando scrivete in chat, non siate tirchi di parole, sfruttate lo spazio a Non disposizione. vogliamo la foto Nome, e il codice data, fiscale. nome e data è una domanda formulata in modo chiaro che preveda sia una risposta sì no e sia la possibilità di approfondimento con le passiamo alla skill. prossima, perché sennò... Andiamo avanti. Allora, Non ho domande, Maria, ma vi ascolto come che siete. l'abbiamo già detta prima. No, io ho fatto apposta a rileggerla perché Continuiamo. dico, questa qui è È per un noi. complimento, va bene. Maria, Buonasera, buonasera. vorrei sapere se è possibile se i miei figli trovano lavoro. Ma come facciamo a rispondere per due? Sono due domandone queste. Vabbè, controlla... Allora, controlliamo per il più anziano, va? Mirko. Va Concentriamoci bene. solo su Mirko, la precedenza... Prossima volta ci chiedi per Roberto. Va bene, Va per bene. adesso vediamo Mirko, perché Vediamo Mirko, 11 febbraio 89. Se trova lavoro. Ok. Perché il lavoro sapete che Marietto ci tiene. Insomma, guarda, Mirko avrà da lottare tantissimo, ma tantissimo, che qua sta diventando matto. Ecco, E alla fine, sì, guarda, mamma mia, capisco la mamma, la sua preoccupazione. La preoccupazione, guarda, Maria, alla fine Mirko ce la farà, ma ti assicuro che non ce la metterà tutta, e non è colpa sua, ma vedo grandissimo. Mirko sta lottando per cercare un posto di lavoro, magari non lo fa vedere, ma ce la sta mettendo tutta, alla fine ce la farà, ma sarà durissima. Guarda un po' te. Mirko, 11 febbraio 89. Esatto, andiamo un po'. Che simbolino fa stasera sul lavoro. Ma vedi, sembra dal taglio che gli facciano tante false promesse o che magari non mantengano gli accordi. Sì, sta lottando per il lavoro, ma magari lavora pure, ma poi non pagano oppure non lo tengono per come gli promettono. Allora, ci metterà un po' veramente. Allora, vedi, lui parte anche con le buone intenzioni, ma poi succedono delle cose, vedi qua, dispiacere, attese, no? Lui ma nel passato recente ha aspettato un esito perché è un bravo ragazzo, che doveva... Ce la mette tutto, perché anche il pendolino era... Doveva arrivare, si vede questa notizia, la notizia è anche arrivata, forse non era esattamente quello che aspettava, o magari è stato un lavoro a tempo. Comunque non è un passato negativissimo, per intenderci non è come la stesa precedente che aveva veramente... Signore, mancava l'esorcista, c'era di tutto, c'era di tutto nella stessa di prima. Abbiamo sì un qualcosa che gli ha portato qualche preoccupazione, qualche dispiacere nel passato, però sembrava più delle possibilità che un potenziale ci fosse, nonostante qualche incertezza. Al presente ho visto un colloquio di lavoro, eccolo qua, dunque un qualcosa o recentissimo o deve sostenerlo proprio a stretto giro, ma non vedo grandi cose, una partenza ritardata, un blocco. Nel prossimo periodo sembra un po' che abbia perso o che perderà un po' la serenità e che subentrino delle preoccupazioni o comunque delle noie di qualche tipo, o che magari avrà e assumerà su se stesso un atteggiamento, scusate, molto giudicante. Insomma, ancora c'è da aspettare, da attendere. Più avanti sembrerà che qualcosa si muova, perché c'è probabilmente più di un colloquio, più di una possibilità, perché questa carta qua parla di
parla di, come dire, per esempio, se la prendiamo da un aspetto sentimentale, tanto per farvi capire, è come se ci fossero in ballo due persone o due lavori, dunque nel suo caso ci saranno più opportunità, anche se probabilmente quello che lui vorrebbe fare non è alla sua portata per ora. Vediamo un po' l'esito, per ora vedi ci sono dei rimpianti legati a qualche lavoro del passato, probabilmente in passato ha lasciato andare qualche occasione che poteva essere invece favorevole per lui e che oggi rimpiange un po'. Comunque si darà da fare, lo vedo parecchio volenteroso, comunque cercherà, parlerà, chiederà, non è con le mani in mano, anche perché questa è una carta di grande industriosità. Esatto, un bravo ragazzo, il pendolino ha fatto vedere che sa, mette su, ma alla fine ce la farà. Scusate, io per qualche ragione ho avuto un raspino in gola e continuo ad avercelo. Andiamo avanti. Assunta, buonasera. Ornella, vediamo un po'. Ornella. Vorrei sapere sul lavoro e cassa integrazione che non arriva. Allora, guardiamo se arriva la cassa integrazione, poi vediamo. Di Ornella, 62, giusto? Esatto, 3 gennaio 62. 3 gennaio 62 se arriva questa cassa integrazione. È una lotta anche lì. Una lotta. Sì, arriva. Alla fine arriva. Sì, ma arriva è una montagna russa. Un Himalaya fa per avere questa cassa integrazione. Sì, arriverà per arrivare, ma 7 camicie bisogna studiare. Vediamo cosa dicono le sibille. Stasera col pendolino sul lavoro non è in forma. Una serata. Serata no. Serata protetta. La fascia protetta. La fascia protetta, dobbiamo passare l'ora di A quest'ora sono stanchi di lavorare, anche i pendolini. Anche i pendolini, mannaggia. Sì. Allora, no, vabbè, adesso scherzi a parte. A parte gli scherzi, sdrammatizziamo. Certo, sempre. Cerchiamo di rendervi piacevole questo tempo che passiamo assieme. Sì. Allora, Ornella e la cassa integrazione. Beh, la notizia arriva, dai. Sì, forse per il tramite di un'amica comincerai ad avere qualche informazione. Magari una collega di lavoro. Un po' di lotta c'è, ma alla fine ce la fa. Allora, guarda, intanto secondo me già nel passato recente avete avuto qualche informazione non veritiera, perché la presenza del gatto e della lettera parla di informazioni diciamo non chiare o sì, fasulle o addirittura migliorate, ok? Dunque diciamo che c'è una situazione di poca chiarezza, poca trasparenza nel passato e un nuovo inizio in una situazione vecchia. Dunque abbiamo, come dire, che si è creata una modifica nel lavoro che stavi facendo, probabilmente la questione della cassa integrazione è recente, non è una situazione che si trascina da tempo, ma è una situazione nuova in un contesto vecchio, cioè un lavoro che tu già fai da tempo e che, nel quale eri comunque consolidata. Dunque abbiamo questa influenza del passato, al presente è fermo, vedi che è bloccato, c'è la carta della prigione, dunque in questo momento è tutto così fermo e questo ti porta ad avere qualche preoccupazione e anche la necessità di chiedere, informarti, parlare, chiarire delle situazioni con qualche colloquio, probabilmente chiederai il colloquio di qualcuno oppure riceverai comunque una prossima notizia che però ancora non sarà del tutto chiarissima, sebbene c'è una protezione, dunque alla lunga comunque la otterrai perché la risposta e l'esito sono positivi, però secondo me dovrai smuovere un po' di persone
vedi che c'è la carta fortuna, conversazione domestico, dunque dovrai e sarà necessario nel prossimo periodo parlare con qualcuno, con un faccendiere, qualcuno che si occupa di queste cose, che ha un ruolo preposto, questo genere di informazioni oppure di esatto, anche di occuparsi di queste faccende proprio. E effettivamente avrai qualche buona notizia. Secondo me siamo nell'ambito di un mese, vedi che ti vedo in attesa in futuro e con un esito, diciamo, che parla di rimpianto per il passato, ma comunque un esito positivo. Anche qui le carte spiegano come appunto ci siano delle questioni non chiare che sono da sistemare, ma che riguardano sicuramente un piano non tanto tuo, tu sei vittima di, come dire, di queste questioni sospese da sanare, che però ti portano preoccupazione, abbattimento e la necessità di lottare, ma comunque con grande sforzo o con determinazione arriva al risultato. Dunque, comunque sì, e secondo me così, a mio sentore, siamo nell'arco di 1 o 2 mesi già. Certo, magari tu lo aspetti anche da più tempo, però dovremmo essere non troppo lontani. Hai visto l'orario? Ho visto, e direi che salutiamo. Sì, salutiamo perché ci vediamo domani alla live, domani mattina. Certo, domani mattina sul canale del Marietto, il diario, non il canale YouTube, il diario di Facebook del Marietto. E dunque vediamo un pochino di aggiornarci dunque domani. Oh, sì. Quante domande che c'erano questa sera, hai visto? Sì, però questa sera... No, effettivamente diciamo che vi ringraziamo comunque della folta partecipazione. C'è stato colloquio, ma non mi hanno chiamato nonostante fosse andato bene. Infatti, grazie, Vero, molto preoccupata. Ma sì, non ti preoccupare, arriva Rosa. Abbiamo visto. Alla fine, sì. Non è questo, è il prossimo. Vai tranquilla Rosa. Se il pendolino ha detto di sì e addirittura anche la India ha detto di sì, sarà un sì. L'uomo del monte ha detto sì. Abbiamo detto sì. Va bene ragazzi, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata, vi ringraziamo moltissimo per essere stati con noi e dunque vi invitiamo, siccome non abbiamo potuto rispondere a tutti e a noi fa sempre piacere poter dare a tutti l'occasione o l'opportunità di avere delle risposte, tornate, la prossima live sarà lunedì sera. Lunedì sera dopo il gruppo degli Arcieri Bertoldini. Esatto, alle 20:30 vi aspettiamo nel gruppo Magici Arcieri Bertoldini su Telegram, è un gruppo aperto a tutti, con accesso gratuito, anche l'applicazione Telegram è gratis, dunque se ancora non l'avete installatela sui vostri dispositivi e poi cliccate sul link di invito che trovate in descrizione del video, anche a questo video, io più tardi aggiorno e lo metto perché devo dire che siamo partiti per la live un po' in ritardo e dunque non sono stata a mettere tutte le informazioni, ma lo aggiorno presto. Dunque se volete raggiungerci sul gruppo Telegram fatelo tranquillamente, è sempre aperto. Se volete anche delle consulenze private di un'ora, scusate, 45 minuti a 20 euro, il De Garda è sempre disponibile. Esatto, potete su WhatsApp, contattarmi su WhatsApp per fissare l'appuntamento. Okay. E poi lunedì alle 21:30 e poi abbiamo mercoledì, abbiamo Marietto. Allora, lunedì alle 21:30 comunque c'è la diretta come questa sera, sempre su questo canale YouTube. Mercoledì saremo sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30. Esatto, e poi domani mattina abbiamo una fantastica live su Facebook. A sorpresa, abbiamo già non lo sapete, voi fate finta di niente. Su un diario del Marietto Veneziano, se non siete iscritti come amicizia, io sono sempre aperto a tutti qualsiasi cosa. Bene, salutiamo o vuoi aggiungere qualcosa? No, hai detto tutto. Ok, che film andiamo a vedere, scusa? Adesso vediamo cosa offre Netflix. Grazie cari amici, sei appena iscritto a Netflix. Sì. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.